Il documento che presentiamo oggi è proprio una estrema sintesi di un lavoro molto più ampio, molto più articolato che è stato fatto col contributo di decine e decine di persone e di decine e decine di comitati del Veneto. Necessariamente il tema della terra, che vuol dire il tema del governo anche del territorio, del paesaggio, dell'ambiente, dei trasporti, eccetera, è un tema talmente complesso che ovviamente non si può riassumere in 2 pagine, però vediamo di concentrare le questioni principali. Allora, innanzitutto noi diciamo che rispetto al modello di Veneto che è stato costruito in questi anni, un Veneto che è fortemente come dire, incentrato sull'espansione dei centri urbani, che si sono diffusi nella campagna più o meno lungo le strade principali, città senza forma, città senza limiti, che si confondono e si diffondono nella campagna, hanno provocato, oltre che grossi danni dal punto di vista paesaggistico, anche dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista proprio della perdita del paesaggio rurale e dei molti paesaggi che ha la nostra regione. E questo modello di Veneto è stato riproposto dalla Giunta regionale del Veneto nel 2009 con il nuovo PTRC, il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, sostanzialmente incentrato su 2 cose: un nuovo sviluppo di assi autostradali, di strade pubbliche che diventano strade private a pagamento e di nuove autostrade passanti, tangenziali, grandi raccordi anulari come quello di Padova, eccetera, praticamente trasferendo a ben individuati gruppi di potere economico-finanziario tutto il sistema principale della viabilità del Veneto. La seconda grossa questione è la questione connessa a queste, cioè che il PTRC prevede che in particolare nei nodi delle uscite autostradali, dei caselli autostradali, si possano prevedere attraverso lo strumento previsto dalla legge regionale 11 dei progetti strategici a regia regionale dei nuovi grandi poli di sviluppo del cosiddetto terziario avanzato o di tutto ciò che gli viene in mente a gruppi finanziari, ripeto, e imprenditoriali. Noi diciamo che questo modello è assolutamente superato, oltre che devastante, e già nel 2009 e poi nel 2013, quando è stato riadottato, avevamo già riunito molti comitati di tutto il Veneto e sono state presentate ben 15.000 osservazioni firmate da altrettanti cittadini del Veneto, cosa che, ripeto, in passato non è mai stata fatta. I comitati hanno fatto un salto di qualità in questi anni, hanno capito che le lotte locali devono inquadrarsi in un problema più ampio, più generale, e che anche il successo delle lotte locali dipende dalla capacità di mettersi in rete, di unire i saperi sociali diffusi nel territorio anche ai saperi esperti, di molti esperti che fanno riferimento al nostro mondo. La questione urbanistica, quindi della pianificazione territoriale. Abbiamo detto che questo modello di città ha provocato la distruzione di sistemi idrogeologici con i fenomeni che abbiamo visto, dissesti, perdita di paesaggio, consumo di suolo agricolo. Nonostante ciò, nonostante l'abnorme costruzione di nuovi edifici, 400.000 edifici, case sono vuote, a fronte di ciò invece abbiamo fenomeni sociali di crescente, problemi crescenti dal punto di vista proprio della disponibilità di case a basso prezzo per gli strati sociali che vanno sempre più poveri, che vanno sempre più impoverendosi e più ampliandosi anche verso un certo ceto medio.
L'Italia è l'unico paese europeo che ha abbandonato qualsiasi politica nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Non si costruiscono case popolari e anzi quelle che ci sono vengono abbandonate, chiuse un po' alla volta e poi svendute, provocando, ripeto, tensioni sociali tra italiani con italiani, tra italiani con extracomunitari. Questa questione deve essere, a nostro avviso, completamente ribaltata. Quindi noi diciamo sostanzialmente no, un no fermo all'affidamento di ulteriori progetti di nuove autostrade e anche degli ospedali attraverso il sistema truffaldino dei project financing, che generano debito pubblico mascherato e che provocano poi problemi a non finire e che poi si coniugano, ripeto, soprattutto le autostrade con poi questo modello, ripeto, la riproposizione di questo modello di espansione urbana. No ai piani casa che hanno dato la possibilità di costruire senza nessuna pianificazione, oltrepassando anche il livello dei comuni. Quindi no alle grandi opere. No, diciamo, anche all'abbandono e alla svendita delle case di edilizia residenziale pubblica che sono presenti anche nei centri storici, nei centri urbani. E viceversa, noi proponiamo un forte rilancio di questo settore di investimenti, soprattutto in primo luogo nel recupero, nel restauro, nella ristrutturazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Questo deve essere, a nostro avviso, un punto fermo che coniuga poi la riqualificazione urbana alle esigenze sociali. Quindi anche un forte impegno anche, e qua finisco, nella andare a individuare quali sono le opere effettivamente necessarie per mettere in sicurezza, per adeguare i nodi principali della viabilità esistente. È assurdo andare a privatizzare strade come la Transpolesana, per esempio, per farne un'autostrada, o come sostituire l'attuale Romea con una nuova Romea che va a devastare interi territori, quando è possibile con spese e impegni di spesa molto inferiori andare ad adeguare questi assi stradali, e così come tante altre che vengono riproposte. Quindi un punto fermo che noi chiediamo alle forze politiche, anche in questo finire di legislatura regionale, è che si metta fine all'affidamento di nuovi appalti nel settore delle autostrade e degli ospedali, anche perché le inchieste della magistratura hanno ormai rivelato in maniera inoppugnabile che dietro a questo non c'era solo una follia dal punto di vista infrastrutturale e politico, ma c'era un sistema di corruzione che vede un'intera classe politica che coinvolge anche settori dell'opposizione con ben individuati settori imprenditoriali. Grazie Carlo Costantini. E naturalmente sulla terra c'è anche tutta la questione dell'agricoltura, ma lo diamo per letto, altrimenti non riusciamo a chiudere. Passiamo a Gianni Tamino.